40 casi di abusi sessuali ai danni di minori ad opera di preti segnalati in Veneto negli ultimi 13 anni. I dati sono quelli riportati nel primo report redatto dall'associazione Rete l'Abuso. Sono tutte situazioni, sì, come dicevo, verificate, lo premettiamo, nel senso, abbiamo scartato quelle segnalazioni dove a un ricontatto non c'è stata risposta. Il Veneto si trova al secondo posto della classifica dell'associazione, alle spalle della Lombardia con 69 casi. Nel report Rete l'Abuso ha preso in considerazione episodi con condanna definitiva, quelli denunciati o con procedimento in corso e segnalati all'associazione e i casi completamente anonimi, in quanto prescritti e le cui presunte vittime hanno scelto di non procedere sotto il profilo pubblico. 418 i casi rilevati a livello nazionale, numeri, secondo Zanardi, in difetto rispetto alla reale portata del fenomeno. I soli 400 e passa casi che abbiamo censito noi durante il report, e questi avvengono in 15 anni, ragazzi, sono tantissimi. Parliamo unicamente di abusi sessuali a danno di minori e commessi unicamente da sacerdoti. Per Rete l'Abuso sarebbe opportuno intervenire per avere una statistica più precisa dei casi e operare sulla prevenzione. La prevenzione sta in quegli strumenti che fornisce anche appunto il certificato antipedofilia, o almeno applicato correttamente li fornirebbe. In questo caso diciamo l'applicazione italiana, come spiego, è disastrosa. Tuttavia è una norma europea introdotta con il Lanzarote che negli altri paesi funziona.